programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Comincia come annunciato una nuova puntata di Cronache Trevigiane per raccontarvi questa festa piena di passato, di presente ma anche di tanto futuro, i 20 anni del Parco del Fiume Sile. Il presidente Alberto Magatton, che voglio salutare con una stretta di mano, e diciamo un testimone del Sile, un abitante del Sile, un amico del Sile, Red Canzian. Allora Red, grazie ovviamente per essere qui, ma volevamo immediatamente dire Magatton, allora una festa straordinaria e poi con amici come questi insomma non si può che andare lontani con questo parco. Sì, una festa straordinaria per affluenza, per partecipazione, soprattutto della gente qui del posto, che è la cosa più importante, perché vuol dire che il parco è sentito, vuol dire che il parco è anche una risorsa per questo territorio. Orgoglioso infatti Red di essere trevigiano-veneto e di raccontare questo territorio un po' in giro per l'Italia e per il mondo. Sì, e raccontare anche il mio Sile, il mio fiume. Io sono nato a 100 metri dal Sile, lo stesso fiume, la stessa acqua, la stessa lentezza di scorrimento, la stessa magia, la stessa poesia, un fiume buono anche nei momenti delle esondazioni, delle grandi piogge, dove tutti gli altri fiumi fanno dei grandi danni, lui arriva a metà parco, lì a casa mia, poi se ne torna indietro. È stato anche un fiume abbastanza rispettato, non è stato imbrigliato dentro al cemento, e il lavoro del Parco del Sile è molto importante. Rispettiamolo anche senza dare gas ai motori dei motoscafi, no? Questo è fondamentale. Correndo non si vede nulla. Il Sile è un fiume di particolari, bisogna andare piano, e non dico di andare a remi perché magari non abbiamo più il fisico, ma piano, con un motore a tre nodi all'ora è più che sufficiente, vedi tutto, lo gusti, dai il tempo alle gallinelle d'acqua di volare via, ai cigni di spostarsi, all'airone cenerino di alzarsi in volo, cioè questo va vissuto così, assaporare i profumi, immaginare cosa vedevano quelli quando arrivavano da Venezia i grandi nobili che avevano queste case di campagna dove l'ingresso principale dava sul fiume, non sulla strada, perché loro arrivavano in barca. Ecco, capire questo, immaginare, sognare. Grazie per questa testimonianza e ti lascio ai tuoi ospiti. Grazie davvero. Allora, proprio per lanciare questa trasmissione di Cronache Trevigiane, Presidente, parleremo anche di progetti oggi. Sì, oggi abbiamo parlato di progetti, tutta la progettazione che abbiamo alla zona delle risorgive per rinaturalizzare quella zona e ricreare il vecchio fontanasso originale del Sile, cioè quello a Santa Brigida a Casa Corba. È partito proprio oggi il cantiere per portare a termine questo progetto, e poi abbiamo anche nel fontanasso di Accolonga a Toroselle un altro cantiere che ci porterà anche là a ricreare dei percorsi e anche un percorso particolare che servirà per gustarsi meglio la fauna, il territorio attraverso la torbiera. Allora, buon compleanno al Parco del Sile per questi primi 20 anni, grazie ad Alberto Magatton, e tra poco ascolteremo dalla voce anche dei progettisti, dei biologi, degli architetti, insomma raccontarci il loro Sile. A tra poco. Sta per nascere una nuova area turistica in Veneto, quella della Pedemontana. Fino ad oggi non si era mai pensato alla Pedemontana come a una zona turistica tematica e unificata che superi le logiche dei confini provinciali. Coordinati dalla Regione, 137 comuni insieme a professionisti del settore lavoreranno insieme per trasformare la Pedemontana veneta da meta di turismo minore a meta turistica ad alto valore aggiunto. È una realtà straordinaria, è una cintura tra la pianura e la montagna dove si trovano tradizioni, storia, cultura, prodotti enogastronomici che non hanno nulla da invidiare con le più blasonate colline toscane o d'Umbria. Nel progetto intitolato Verso la Pedemontana Veneta, la Regione partecipa con uno stanziamento di 2 milioni di euro su un costo complessivo cofinanziato dallo Stato di 10 milioni di euro. Ad aiutare lo sviluppo della nuova zona turistica sarà anche la superstrada di prossima realizzazione alla base della Pedemontana. Quindi una nuova destinazione turistica per il Veneto in grado di rilanciare anche l'economia di quel territorio, anche in virtù del fatto che sono già partiti i lavori per realizzare la Pedemontana Veneta in senso autostradale, quindi una nuova viabilità che porterà a quel territorio tanti turisti che arriveranno magari dall'estero per gustare il nostro territorio, i nostri prodotti e la nostra cultura.
Così turisti italiani e stranieri potranno scoprire le bellezze del paesaggio che custodisce tesori dell'arte nelle centinaia di ville venete disseminate sui colli, ma anche le eccellenze enogastronomiche, a cominciare dai vini di qualità prodotti su queste colline, passando poi per tutti i prodotti a denominazione DOP e IGP. Rientriamo allora in questo studio ideale dedicato al Sile che compie 20 anni. Qui siamo nel territorio di Vedelago, esattamente di Casacorba, dove sta nascendo, rivalutando una sorta di polla sorgiva didattica che verrà battezzata la polla di Santa Brigida. Siamo con Franco Manzato, assessore regionale ai parchi. Buona giornata assessore, e Paolo Quaggiotto, sindaco di Vedelago. Assessore, questo è il percorso da compiere. La natura qui, possiamo dire in Italia, ci regala tanti motivi, anche poi opportunità di lavoro, no? Non possiamo limitarci solamente alla tutela ma anche alla valorizzazione, quindi saranno promossi tutti i parchi regionali, compreso il Sile, compreso questo territorio, attraverso le TV di Stato ma anche attraverso le TV locali. Un suo progetto, una sua idea è quello di creare un grandissimo incontro mondiale dei parchi qui in Veneto, anche con il famoso parco di Ellingstone. Oggi la sensibilità dell'uomo è anche il passare del tempo in un territorio sano, e questo secondo me è importante, facendo un punto della situazione. Allora, grazie assessore, questo patrimonio in questo momento a Vedelago ce lo ha in mano il primo cittadino, che vede nel Sile ovviamente, immagino, le stesse motivazioni, no, di uno sviluppo sostenibile. Pensiamo che in questo momento il parco deve diventare anche opportunità di lavoro e di sviluppo per il territorio. In particolar modo in questo momento penso che mentre le aziende vanno all'estero, stanno delocalizzando, sono convinto che il turismo può diventare opportunità di lavoro per tutti, quindi è chiaro che il Comune sta investendo da questo punto di vista. C'è anche un'altra motivazione che può spingere il Comune di Vedelago a lanciare il Parco del Sile, il suo ambiente, un po' su panorama nazionale e oltre. Il 24 maggio cosa succede a Vedelago? 24 maggio 2012. Al 24 maggio c'è praticamente un evento importantissimo che è la tappa del Giro d'Italia qui a Vedelago, e questo può essere anche il momento dove che attraverso un momento di sport importante, perché ci sono praticamente i 5 continenti collegati, perché ci sono circa 12 milioni di persone che la guardano, ci sono circa 301 network mondiali che puntano praticamente la loro attenzione su questo evento, potrebbe diventare un momento di opportunità anche per il parco, per promuoverlo insieme al parco, insieme all'amministrazione, ma soprattutto insieme a questo evento sportivo, e cercare di valorizzare tutto quanto il territorio. E per la prima volta, intanto grazie sindaco Quaggiotto, per la prima volta nei 95 anni di Giro d'Italia passerà a Vedelago, anzi ci sarà un arrivo a Vedelago. Ora ci fermiamo qui e ci guardiamo questo servizio di cronache trevigiane e poi ancora tanto Parco del Sile. A tra poco. Oggi vi voglio presentare un Pinot Grigio IGT Veneto dell'azienda Terre di San Rocco. È un'annata 2009, area vocata a Roncade da questo punto di vista. Il colore è giallo paglierino, il colore è cristallino, il colore ci porta a questi temi un po' grigi che appartengono al Pinot Grigio, è abbastanza consistente, nel senso che trovo sicuramente una buona dote alcolica. Il naso intenso, note complesse che in ogni caso ci richiamano temi fruttati, temi floreali, fiori secchi, nello stesso tempo ci richiamano alla mineralità e giustamente motivo anche perché il lievito abbia la sua presenza. Il gusto è caldo, è preciso, minerale e sapido nello stesso tempo. Valida la sua morbidezza dettata da questo tenore alcolico che indubbiamente fa parte di questa famiglia. Io lo abbinerei a dei tortelli di magro, magari ripieni di carne bianche, piuttosto che anche legarli a dei risotti di verdure che chiaramente tanto sono del nostro territorio. Cari amici, il vino di oggi è un Cabernet del Piave DOC. L'azienda Cantina Produttori Campo di Pietra, siamo in provincia di Treviso.
Il colore è certamente tipico di questo vitigno, un bel rosso rubino. Gli archetti sono presenti, persistenti e fitti. Bella la sua consistenza e la sua luminosità. Proviamolo al naso. Al naso è deciso. Sono presenti queste note certamente legate al mondo della frutta rossa, ma sono presenti anche delle note legate al mondo della speziatura. Ecco quindi la frutta, il ribes, la ciliegia. Queste evoluzioni di fiori secchi e mineralità finale. Impatto positivo quindi al naso. In bocca. In bocca esprime una certa personalità. Belle queste note fruttate, ma anche queste evoluzioni minerali e vegetali, ma vegetali positive. Certo, un po' giovane, un po' particolare. Un abbinamento? Pollo ripieno alla veneta. Salute! Eccolo qui allora il Parco del Sile che vi stiamo raccontando per questi 20 anni, in questo caso il Girasile, 125 chilometri di percorsi. In questo momento siamo qui alla Porta dell'Acqua, vedete Morgano, Quinto, un pezzo di Treviso Stiglia, Treviso e poi si scende verso il mare, Casier, Casale, Quarto d'Altino. Noi ora ci fermiamo qui per una pausa e nella seconda parte parleremo ancora di turismo, di Sile, ma anche di essenze arboree, quelle che verranno piantumate per creare un nuovo giardino a Casacorba. Tra poco. Dal 2 al 12 dicembre la Pro Martellago organizza la 24esima mostra del radicchio tardivo. Serate danzanti, torneo di calcio, concorso Canaoro, mostra dell'artigianato ed uno stand gastronomico ricco di specialità al radicchio. Vi aspettano a Martellago presso gli impianti sportivi. 24esima mostra del radicchio tardivo a Martellago, una festa tutta da gustare. Dal 1957 Bassan Sergio ha fatto dei trattori la sua più importante passione e della soddisfazione del cliente il suo obiettivo primario. Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia. 4 sedi dislocate in tutto il Veneto per essere sempre vicini al nostro cliente. Apri assieme a noi le porte del nuovo centro vendita e assistenza per le province di Treviso e Belluno. Ti aspettiamo tutto il giorno domenica 18 dicembre a Vedelago in via Nazionale. Bassan Sergio. Buone feste a tutti! Dal 1957 Bassan Sergio ha fatto dei trattori la sua più importante passione e della soddisfazione del cliente il suo obiettivo primario. Vicenza, Padova, Rovigo, Venezia. 4 sedi dislocate in tutto il Veneto per essere sempre vicini al nostro cliente. Apri assieme a noi le porte del nuovo centro vendita e assistenza per le province di Treviso e Belluno. Ti aspettiamo tutto il giorno domenica 18 dicembre a Vedelago in via Nazionale. Bassan Sergio. Buone feste a tutti! Dal 2 al 12 dicembre la Pro Martellago organizza la 24esima mostra del radicchio tardivo. Serate danzanti, torneo di calcio, concorso Canaoro, mostra dell'artigianato ed uno stand gastronomico ricco di specialità al radicchio. Vi aspettano a Martellago presso gli impianti sportivi. 24esima mostra del radicchio tardivo a Martellago, una festa tutta da gustare. E rieccoci qui a parlarvi di Parco del Sile, siamo proprio nell'area della Porta dell'Acqua in via Santa Brigida a Casacorba con Gennaro Memoli, che non è solo architetto, progettista, così è un po' il cuore di questi interventi e di questo sentire il Sile. Qui da tempo c'è un progetto che piano piano sta facendo i propri passi, a che punto siamo? Allora, siamo al punto che, come vedete voi, stiamo lavorando sullo stralcio Giardino Botanico finanziato con fondi europei, il POR, che ci permetterà di avere in primavera pronto il giardino, circa 1 ettaro di superficie. La novità è riproporre una polla sorgiva, quella originaria, la polla Santa Brigida, a fini anche didattici. Perché la polla sorgiva cos'è? La polla sorgiva è la testimonianza che il Sile nasceva qui fino a 1 secolo fa. Dopo, per l'abbassamento della falda, il Sile si è spostato sotterraneamente ed è andato a nascere
a Torreselle di Piombino d'Ese nella zona della Coalonga, Gran Bosco dei Fontanassi. Quindi con questo intervento noi riaffermiamo che il Sile nasce a Treviso, a Casacorba di Vedelago. Ecco, perché le acque, ricordiamolo, che vengono diciamo lasciate dai percorsi del Piave e del Brenta, fanno un percorso sotterraneo, quando incontrano l'argilla vanno in cerca del sole, potremmo dire così. Esattamente, e quindi vanno sempre verso sud, verso il mare, e quindi dove qui l'acqua era affiorante con i suoi meravigliosi fontanili che davano vita alla sorgente del Sile vista nelle mappe storiche, ora non c'è più, non ci sono più. Ecco, noi lo ricostruiamo. Gennaro, e qui attorno ci sarà un ostello, nascerà un ristoro? Qui nascerà il centro visitatori istituzionale del Parco del Sile, composto appunto da un ostello per giovani visitatori, un punto di ristoro per i prodotti tipici dell'Alto Sile e di tutto il Parco del Sile, quindi l'asparago, il radicchio, eccetera, e il parcheggio scambiatorio autobici, da cui vi ricordo nasce anche la Greenway Gira Sile, che si sviluppa fino alle foci del Sile a Porte Grandi di Quarto d'Altino, in provincia di Venezia. Il giardino, l'ostello, e questo è l'insieme del centro visitatori istituzionale. Allora, io ti ringrazio davvero, grazie all'architetto Gennaro Memoli. Guardiamoci insieme questo servizio di cronache trevigiane e poi tra poco ancora tanto Parco del Sile. La mostra del radicchio tardivo fa la storia di Martellago e giunge all'invidiabile traguardo di 24 edizioni. La manifestazione, che fa parte del cartello Fiori d'inverno, ha visto una grande crescita, entrando a pieno titolo nella tradizione del comune veneziano, ma anche affermando la sua notorietà nei territori limitrofi. Una crescita resa possibile grazie alle tante persone che da 24 anni con passione e impegno contribuiscono a rendere grande questa manifestazione e alle quali va il ringraziamento del sindaco Giovanni Brunello. Vuol dire che sono riusciti a fare gruppo, sono riusciti a inculcare alle persone che arrivano qua a lavorare, e lei sa benissimo, gratuitamente, trascurando la famiglia, eppure ogni anno stiamo crescendo. Questa è una grossa soddisfazione che ho io come sindaco di questo paese. Crescita visibile anche nelle strutture che ospitano la mostra, che da quest'anno sono state ampliate, come ci spiega il presidente dell'associazione Pro Martellago, Roberto Grotto. Abbiamo fatto un bel investimento come strutture. Difatti mi sembra che sia molto più accogliente all'interno, dà spazio anche un po' di soddisfazione anche per quelli che lavorano dentro, quei 150 volontari che ci danno una mano, perché sennò qui non si riuscirebbe a gestire una struttura così. Al centro della scena, come sempre, il radicchio, protagonista della tradizionale mostra che quest'anno ha visto trionfare Alessandro Stradiotto quale produttore del miglior radicchio tardivo. Ai nostri microfoni il curatore della mostra, Ivano Simeon. Devo ringraziare sentitamente anche le persone che hanno contribuito a far sì che questa mostra diventi grande, anzi mi permetto di dire sempre più grande, perché di anno in anno abbiamo avuto un susseguirsi e un aumento di persone che vogliono effettivamente confrontarsi con gli altri produttori. 60 i produttori presenti alla 24esima mostra di Martellago, con circa 800 kg di prodotto, una parte di questo ancora non certificato IGP. In tal senso, afferma il senatore Marco Stradiotto, c'è ancora tanto margine di crescita. Bisogna far capire agli agricoltori che questo prodotto va tutelato e quindi bisogna che tutti si iscrivano al consorzio e che tutti producono IGP, nell'interesse loro e nell'interesse di questo prodotto, ovviamente del territorio. Ed entriamo allora in questo studio ideale per continuare a parlarvi di Parco del Sile, di questo intervento qui a Casacorba, alla Porta dell'Acqua, un intervento, abbiamo capito, complesso, con un nuovo ostello, un centro ristoro, un percorso didattico e una piantumazione che farà nascere, come lo possiamo chiamare, un bosco, un orto botanico, davvero diciamo un'università del verde, squizzato, un biologo. Sì. Allora, il nome sostanzialmente qui si tratta di realizzare un giardino botanico che di fatto nella sostanza è un giardino vegetazionale. L'obiettivo è quello di ricostruire il bosco igrofilo, cioè il bosco umido tipico della nostra area delle risorgive, ecco, in questo senso. 50 specie. Sì, 50 specie tra alberi e arbusti, però non dimentichiamoci che la ricchezza della biodiversità per quanto riguarda le piante è soprattutto rivolta verso le erbacee e noi andremo a piantumare anche essenze erbacee estremamente importanti
importanti per l'equilibrio ecologico. Ecco, questo giardino poi potrà essere vissuto anche dagli studenti, dagli studiosi o da chi vuole godere della natura? Assolutamente, l'intento è proprio quello di, in un'area relativamente contenuta, presentare tutta o almeno la gran parte della vegetazione che si può riscontrare lungo l'asta del fiume Sile, e quindi un luogo dove studiosi ma anche semplici appassionati